Allora, la specificità, ne ho parlato con Bottacin l'altro giorno, insomma ha approvato un disegno di legge dedicato alla specificità provincia di Belluno. È una proposta, ha detto Bottacin, che confermiamo in maniera concreta, quindi impegno, massima attenzione per la montagna bellunese, no? Ma c'è sempre stato. Guarda, io penso che non bisogna fare come i portoghesi che cantano il fado, no? Sì. Perché il pessimismo cosmico non aiuta la provincia di Belluno. Sì. Cominciamo a dire che è una provincia unica nel suo genere, cominciamo anche a riconoscere tutte le difficoltà che ha, è una provincia interamente montana, Sì. Ricordiamo che vive a confine con delle realtà che sono il giardino dell'Eden rispetto al Veneto, ma non per colpa del Veneto, per il fatto che lì sono due province autonome in Costituzione. Sì. Diciamo anche con chiarezza ai bellunesi che non si possono prendere in giro, perché per fare autonomia vera, io vado oltre la specificità, ai bellunesi serve l'autonomia vera come Trento e Bolzano, ma serve a tutti i veneti, ci vogliono le risorse. Ma se tu al Veneto tagli, noi avevamo una spesa libera di 1,6 miliardi Sì. nel 2010, oggi la spesa libera è di 890 mila euro, no 890 milioni, cioè hanno tagliato circa 800 milioni in questi 5 anni. Sì. Distribuiti sui costi che abbiamo, i dipendenti, i 40 milioni che daremo alle province perché hanno tagliato, hanno preso in giro i cittadini, hanno detto chiudiamo le province, invece le province le hanno lasciate aperte e ha scaricato i costi sulla regione. 40 milioni ci costa sta storia. E altre minestre varie, non sprechi, minestre varie dalle quali non possiamo esimerci a finanziare, degli 860 milioni restano liberi 18 milioni di euro. Quindi 18 milioni di euro, questo è il bilancio della regione previsione 2016, con 18 milioni di euro siamo 7 province, 7, 14, 21, vuol dire che diamo 3 milioni per provincia, ma che autonomia facciamo con 18 milioni di euro? Già. Quando solo 18 milioni di euro è solletico solo per la manutenzione delle strade. Per questo bisogna essere obiettivi e non prendere in giro i cittadini. I bellunesi devono sapere che la vera battaglia la si fa con Roma, l'autonomia vera deve arrivare con risorse vere e quando arriva qualcuno che rappresenta il governo dovete dire dove sono i soldi, non sta lì a bocca aperta a aspettare a pensare che abbiano portato la verità, perché Roma ha tagliato tutti i soldi al nostro territorio, questo è quello che sta accadendo.